Tacitelec a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Il Sikyong incontra i dignitari indiani nel primo tour ufficiale. Lo scrittore tibetano rimane in prigione cinese per 2 anni senza processo. La commissione elettorale invita i parlamentari eletti a prestare giuramento in conformità con la carta. L'ambasciatore cinese in Danimarca incontra la protesta pro-Tibet. Il Canada ed altri 43 paesi sollevano preoccupazioni circa la questione tibetana. Bharat Tibet Samanvai Sangh celebra la resilienza tibetana nella giornata mondiale del rifugiato. La comunità tibetana di Newcastle e l'Australian Tibetan Archery Club celebrano l'86esimo compleanno di Sua Santità, il Dalai Lama. Durante il suo primo viaggio ufficiale di 3 giorni a Delhi, il Sikyong Penpa Tsering ha intrattenuto una serie di colloqui con eminenti dignitari indiani. Il rappresentante Khasrung Ngodop Tongchung dell'ufficio di Sua Santità il Dalai Lama a New Delhi, in un'intervista a Tibet TV, ha detto che gli impegni del Sikyong nella capitale indiana sono stati molto produttivi. Lo scrittore tibetano Losang Lundup, arrestato dalle autorità cinesi 2 anni fa, nel luglio del 2019, continua ad essere detenuto in una prigione cinese senza processo. Secondo i rapporti, Losang Lundup, un ex monaco, intellettuale e scrittore, è stato preso in custodia nel giugno 2019 con l'accusa di aver utilizzato materiale didattico vietato in un centro educativo privato, dove lavorava come insegnante. Losang è noto per aver viaggiato molto in vari luoghi del Tibet per registrare osservazioni dei compagni tibetani sulla protesta pan-tibetana del 2008 contro il governo cinese e ha scritto e pubblicato diversi libri ed articoli. Affrontando l'attuale situazione di stallo nelle elezioni del presidente e del vicepresidente del Parlamento tibetano in esilio, il commissario elettorale Wangdo Tsering Pesur ha fatto appello ai membri eletti del Parlamento affinché prestino giuramento nel rispetto della Carta. Nel chiarimento in 5 punti emesso durante una conferenza stampa dalla Commissione elettorale venerdì scorso, la Commissione ha espresso la sua disponibilità a condurre le elezioni del Presidente e del Vicepresidente quando i 22 parlamentari eletti presteranno il giuramento d'ufficio dal Presidente ad interim come previsto dalla Carta tibetana. L'ambasciatore cinese in Danimarca, Feng Tie, ha incontrato dei manifestanti fuori dal luogo dell'incontro nel centro di Copenaghen venerdì scorso. Il Tibet Support Group Danimarca, insieme alla Danish China Critical Society, ha organizzato una manifestazione a sorpresa per protestare contro la repressione cinese in Tibet, Turkmenistan orientale, Hong Kong e Cina. Free Tibet. Mr. Ambassador, why are you defending genocide? Why do you put people in concentration camps? Why do you have people in concentration camps, Mr. Ambassador? Free Tibet. Il Canada ha rilasciato una dichiarazione congiunta interregionale a nome di 44 paesi che hanno espresso gravi preoccupazioni sulle violazioni dei diritti umani in Tibet, Turkestan orientale e Hong Kong, chiedendo alla Cina di consentire l'accesso delle Nazioni Unite allo Xinjiang durante la 47esima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. I 44 paesi includevano Australia, Canada, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, 4 gruppi regionali delle Nazioni Unite, Europa orientale, Europa occidentale, America Latina e Caraibi e Asia e Pacifico. Credible reports indicate that over 1 million people have been arbitrarily detained in Xinjiang and that there's widespread surveillance disproportionately targeting Uyghurs and members of other minorities. Finally, we continue to be deeply concerned about the deterioration of fundamental freedoms in Hong Kong under the national security law and about the human rights situation in Tibet. Per commemorare la giornata mondiale del rifugiato, Bharat Tibet Samanvai Sangh ha tenuto una speciale discussione online per esporre le politiche dell'India alla pari con i regolamenti delle Nazioni Unite sui rifugiati. L'evento ha visto funzionari indiani lodare la visione lungimirante di Sua Santità il Dalai Lama per la pace e la felicità nel mondo. Hanno considerato la comunità dei rifugiati tibetani in India come parte della loro famiglia e hanno assicurato il loro continuo sostegno alla causa del Tibet. Hanno anche sottolineato il contributo del popolo tibetano nell'arricchire il tessuto della società indiana, salvaguardandone i valori e la saggezza. La comunità tibetana di Newcastle in Australia, in associazione con l'Australian Tibetan Archery Talent Club, ha celebrato l'86esimo compleanno di Sua Santità Dalai Lama martedì scorso, secondo il tradizionale calendario lunare tibetano. L'ospite principale, Karma Singhi, ha parlato della vita e dell'eredità ancora incompiuta di Sua Santità, compresi i suoi immensi contributi alla pace e all'armonia religiosa nel mondo. La celebrazione ha visto canti tradizionali tibetani ed esibizioni di bambini della scuola e membri della comunità, seguiti da una gara di tiro con l'arco tradizionale.
questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.